La salvezza dell'Akragas, come è noto, è appesa ad un filo e visto che sperare costa niente, la città nella salvezza ci spera e ci crede. I tifosi ci credono e come. Parlare di Akragas significa oggi più che mai affidarsi anche alla fortuna, quella fortuna che dovrebbe aiutare la squadra a trovare anzitutto direttori di gara all'altezza, in grado di prendere decisioni che abbiano un senso, arbitri insomma senza mania di protagonismo, come purtroppo è accaduto diverse volte, ultima a Matera, con la reazione del presidente Silvio Alessi, che pretende il massimo rispetto da parte dei vertici federali. Tornando al campionato, l'augurio è di poter tornare da Rende con qualche punticino utile alla classifica e alle coronarie dei tifosi. Sabato a Rende si giocherà la seconda partita del girone di ritorno e l'ultima dell'anno, poi bisognerà aspettare il 21 gennaio quando l'Akragas incontrerà il Monopoli. A Rende tornano disponibili dopo la squalifica Parigi e Mileto e forse anche Visente. Inutile dire che non arrivano novità dal punto di vista societario, lasciando tutto nell'incertezza assoluta. E dal calcio passiamo al basket con la vittoria della Fortitudo Moncada che ha battuto il Napoli in una partita difficile come l'ha definita il coach Franco Ciani. Questa situazione ad agosto era inimmaginabile, ha detto il coach. Da noi, ha aggiunto, abbiamo un ambiente bello con i giovani che giocano tranquilli e senza pressioni. Una bella vittoria quella della Fortitudo sul Napoli con 2 punti d'oro.